Nuovi furti alle offerte nelle chiese si sono succeduti la settimana scorsa. Presa di mira particolarmente la chiesa di San Domenico, che è stata colpita a più riprese attraverso lo scassinamento dei banconi all'ingresso e di un portacandele. La quantità di denaro rubato è modesta, ma il gesto risulta particolarmente odioso in quanto compiuto in un edificio sacro e vanificando gli sforzi economici spesso profusi da persone anziane. Già in passato un noto sbandato, Davide Penzo, si era ripetutamente reso protagonista di episodi del genere in altre parrocchie del centro storico. Pomeriggi movimentati gli ultimi due per la Polizia di Stato a Chioggia e a Sottomarina. Ieri, attorno alle 17:30, un 25enne russo, forse alterato dall'uso di alcol o sostanze stupefacenti, ha messo in subbuglio i giardini di Viale Umbria, dove con il suo atteggiamento esagitato stava creando problemi ai bambini che stavano giocando. Una pattuglia inviata dal commissariato di pubblica sicurezza è giunta in loco ed è addivenuta una colluttazione con l'uomo che stava dando in escandescenze, il quale, dopo aver cercato di sfilare la pistola della fondina a un agente, è stato placato a fatica e condotto al commissariato, calmandosi solo dopo alcune ore. Il giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nell'occasione, due poliziotti sono rimasti infortunati e per alcuni giorni non potranno essere operativi nel servizio di volante. In zona si erano portati anche i carabinieri, la polizia locale e un'ambulanza. Il giorno prima, invece, giovedì 13, un agente di polizia libero dal servizio aveva notato due persone sospette tra le fondamenta San Domenico e Calle Forno Filippini. Si trattava di un uomo di 45 anni e di una donna di 30, entrambi vicentini. È intervenuta una volante che ha condotto i due al commissariato, dove sono stati perquisiti. Il 45enne aveva con sé 5 grammi di cocaina e 1 chilogrammo di mannite, sostanza da taglio dello stupefacente, oltre a 3 carte d'identità e 2 patenti di persone che ne avevano denunciato lo smarrimento, e un blocchetto di assegni appartenuto a un'anziana defunta, relativo a un conto corrente chiuso anni fa. A riscontro del casellario, l'uomo risultava gravato di precedenti per truffa ed è stato denunciato per possesso di stupefacenti e appropriazione di cose smarrite. L'avvocata Patrizia Trapella sarà candidata alle prossime elezioni regionali nelle file di Fratelli d'Italia. L'ex assessora della giunta comunale a 5 Stelle, che da qualche tempo si era avvicinata al partito di Giorgia Meloni, è la prima ad uscire ufficialmente allo scoperto presentando la propria candidatura a consigliera. Lo ha fatto questa mattina al Discanto sul lungomare di Sottomarina, durante un'iniziativa pubblica con l'europarlamentare Sergio Berlato e il coordinatore provinciale Luca Spavanetto, anch'egli candidato per un posto a Palazzo Ferrofini. Trapella è la presidente del consorzio della Pescaria de Ciosa, che raggruppa i commercianti a minuto nel pittoresco mercato sul Canal Vena, e proprio di pesca Fratelli d'Italia ha parlato questa mattina, in connessione con le norme europee che sostiene il partito spesso non tengono conto delle specificità territoriali. Siamo orgogliosi di avere con noi l'avvocata Trapella, ha detto Berlato, e di averle chiesto di candidarsi. Un impegno che l'ex assessora ha accolto in una compagine che si mostra in continua ascesa. Correrò per il territorio della Laguna Sud, afferma Patrizia Trapella alle telecamere di Chioggia Azzurra, per la difesa del Made in Italy, dei prodotti e degli operatori locali. Alcuni residenti dei Piovini hanno invitato il consigliere Beniamino Boscolo di Forza Italia per un sopralluogo al canale Novissimo, a rischio tracimazione. Il sentimento di insoddisfazione per quanto finora fatto dall'amministrazione e la percezione di abbandono, afferma Boscolo,
mi hanno spinto a predisporre un'interrogazione urgente per puntare i riflettori su un problema che si ripete da sempre, ovvero la salinità dei terreni agricoli. Qualcosa negli anni precedenti comunque è stato fatto, grazie anche alle segnalazioni del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. È anche vero però, continua l'esponente delle opposizioni, che le tracimazioni del canale Novissimo sono sempre più frequenti. È accaduto il 1 novembre 2012, l'11 febbraio 2013, il 6 febbraio 2015 e inoltre nel 2016, 2018 e 2019. La Regione Veneto aveva dato la possibilità alle imprese concessionarie di spazi acquei di sistemare i marginamenti degli spazi con modesti sovralzi di tratti di terreno. Si tratta di interventi da concordare con il costo da scomputare rispetto al canone di concessione. Alcuni lavori sono stati eseguiti dal Genio Civile, altri non era chiaro se fossero stati finanziati. Ad esempio, la Darsena Marina di Chioggia aveva presentato nel 2013 al Comune un progetto che comprendeva l'innalzamento delle quote di margine per limitare il rischio esondazione delle acque. Vorremmo sapere se l'amministrazione ha poi approvato il progetto, chiede Beniamino Boscolo. Gli abitanti dei Piovini vogliono infatti sapere se le opere della Regione sono esaurite, se vi sono altri finanziamenti possibili, se il progetto della Darsena verrà completato, dal momento che nel luogo dove mancano i marginamenti la Protezione Civile ha collocato nuovi sacchi, dopo il sopralluogo comunale del 2018 che ha inviato comunicazione dell'abbassamento dell'argine alla Regione Veneto. A questo scopo soccorre l'interrogazione che Forza Italia presenterà alla prossima seduta del Consiglio Comunale. Appuntamento con la grande voce della musica leggera questa sera all'Auditorium di Calle San Nicolò a Chioggia. Dalle ore 21:15 infatti la cantante Karima, già nota al pubblico televisivo, sarà ospite della band Jazz Incorporation per un concerto nel quadro della stagione di eventi organizzata dall'Associazione Lirico-Musicale Clodiense in collaborazione con Veneto Jazz. L'interprete italo-marocchina è stata rivelata dall'edizione 2006 della trasmissione Amici e da allora ha calcato i palchi anticipando anche i concerti di Anastasia, Simply Red e John Legend. Nel repertorio anche le sue versioni dei classici di Burt Bacharach. Ad accompagnare Karima i musicisti Alessandro Altarocca al pianoforte, Alessandro Fariselli al sassofono, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. I biglietti costano 20 euro per l'intero e 17 per il ridotto e si possono acquistare alla cassa dell'auditorium a partire dalle ore 20. Finalmente sarà fatta pulizia nei pressi della scuola media De Conti a Sottomarina. Un'ordinanza firmata ieri dalla dirigente comunale Daniela Ballarin intima infatti ai proprietari dei terreni adiacenti ad est di estirpare erbacce, sterpaglie e rovi, ripristinando dopo tanti anni una situazione di normalità. Negli anni '80 infatti la zona, che confina anche con la Villa Verde dell'ospedale, era utilizzata anche dagli stessi studenti della De Conti per manifestazioni sportive, quali la corsa campestre nei Giochi della Gioventù. Il Comune ha agito dopo plurime segnalazioni pervenute al settore ecologia e ambiente e dopo un sopralluogo degli operatori al verde pubblico, che hanno evidenziato ciò che per numerosi passanti era ovvio da tempo immemore, ovvero il sostanziale abbandono dei terreni a se stessi nella totale incuria che li ha resi ricettacolo di topi e insetti. Ora i proprietari, 11 privati di Sottomarina e 2 società di Padova e Treviso, dovranno senza indugio iniziare le opere di bonifica, trasporto e smaltimento dei rifiuti, comunicandole al settore ambiente del Comune. Qualora non dovessero procedere, ci penserà l'ente pubblico d'imperio, addebitando le spese ai negligenti. Ancora un'iniziativa volontaria di pulizia della spiaggia tra Sottomarina e il Brenta avrà luogo domani mattina, domenica 16 febbraio, con 2 ritrovi alle 8:30 nella Darsena Marina di Brondolo e alle ore 9 al Gran Sostanco. A organizzare il progetto Laguna Pulita, che già più volte ha dato prova di assiduità ed efficacia nella raccolta dei rifiuti plastici. Dopo il briefing, i volontari si sposteranno nella zona di raccolta, dove Veritas fornirà i guanti e i sacchi necessari. Al termine non mancherà una grigliata in stile veneto. Il progetto Laguna Pulita è curato dall'Associazione Pesca Sportiva in Mare.